Eh, beh, sono le 11:20. Sono 11:20, okay? E iniziamo con questa live sulla speciale edizione straordinaria, perché avremo molto da dire anche della partita in mondo reale, perché come ci ha battuti è vero, è della prima sconfitta in campionato e questo a me già non mi piace come atteggiamento contro il Como, ok? E mi sa che stasera abbiamo fatto una cosa in più rispetto a Como, perché abbiamo subito troppo dei nostri avversari perché erano stati letteralmente grandi, ok? Perché ci sono stati anche i campioni, così come a Courtois che ha vinto la Champions contro che ha vinto la Champions con il Bayern e l'Inter a Sommer, ok? E questi due sono i grandi portieri, come Amenian, ad esempio. Va bene? Quindi bene, Courtois. Ma anche Gregorio la stessa cosa, perché ha fatto delle parate e va bene. Però, oltre a questo, quello che abbiamo commentato, perché ora iniziamo a fare le cose per bene e mi raccomando, perché è così, ok? Quindi, questo è perché il problema passa dentro alla società, perché è vero che Khan ha messo troppi soldi per incassare, che ha fatto un mercato da 300 milioni, ok? Più 255 milioni, abbiamo investito così a meno di 250 l'anno scorso, più 10 ne saranno così 300 milioni sul mercato che abbiamo speso questi soldi qua e ora lo investiranno anche sulle casse anche della società, che comunque è così, ok? Quindi comunque la stessa cosa che arriva nella partita di stasera è che il Real Madrid ha tirato più volte su 20 tiri e non ci importa, mentre la Juventus ha fatto una cosa di simile perché al 56esimo segna anche quello là del Real Madrid perché ha fatto l'1-0 e va bene, ma grande prestazione della Juventus di Tundor, ok? Che è stato veramente bravo Tundor secondo me a gestire i momenti della partita. Ecco perché. Quindi la prima sconfitta in Champions. Quindi la prima partita l'abbiamo fatta al mondiale per club, ok? E che l'abbiamo persa la partita lì al mondiale. Però questa è la seconda volta che andiamo a Madrid e ci facciamo prendere
anche quest'altra sconfitta. Quindi 2 pareggi e una sconfitta che risaliamo a 2 punti, ok? E a me dispiace perdere così, però una grande Juve abbiamo visto, ok? Come abbiamo visto anche nelle ultime partite, perché si diceva che abbiamo vinto contro l'Inter, poi abbiamo pareggiato contro il Borussia e Villarreal e poi contro il Verona, l'Atalanta e il Milan e quest'altra sconfitta contro il Como, ok? E poi il Real. Quindi a me dispiace perdere così e purtroppo l'abbiamo perso questa opportunità, ok? Ora pensiamo contro la Lazio perché ci sono i 3 punti, ok? Quindi atteggiamento è stato bene in campo ed è stato anche benissima, ok? Perché a Bernabeu ci sono anche state delle storie che sono dei rivali tra Juventus e Real Madrid, ok? Quindi questo è quello che abbiamo commentato anche della prestazione e anche della partita, perché va bene tutto. Ma io accetto questa sconfitta perché i napoletani dei pagliacci già parlano e quindi io li devo sbugiardarli in aria perché sennò mi dicono che sono un ignorante, non capisco un cazzo di calcio. No, proprio voi, ok? Proprio voi pagliacci napoletani. Quindi state zitti, ok? Perché se abbiamo perso è per colpa vostra. Quindi questo è. Noi abbiamo perso colpevole l'anno scorso, è vero, però quindi è così, ok? Che mi ricordo anche di questa cosa domani, il giorno dopo, di Real Madrid Juve, ok? Quindi mi raccomando, atteggiamento giusto e dobbiamo continuare così, va bene? Perché abbiamo tanta strada da fare, come ha detto Tunor, secondo me, ok? E Chiellini ha detto prima della partita che dobbiamo essere bravi a gestire le partite perché comunque hanno delle qualità enormi, enormi e quindi non possiamo farci nulla. Quindi questo è tutto quello che ho da dire sulla partita, perché così, perché Chiellini ha detto anche un'altra cosa alla Juve, perché tu devi fare una grande partita e che devi fare anche la partita perché è la notte che in cui la Juve deve fare una partita non semplice, ma è difficile. Quindi questo è. E così ha aggiunto anche Chiellini nell'intervista da pre-partita in occasione di Real Madrid-Juve, ok? E quindi va bene così, ok? Quindi va bene tutto, ma io accetto la sconfitta e va bene così, ok? Quindi mi raccomando, perché la live è stata bella, ok?
fino a ieri sera perché è così, ok? E stasera me la ripropongo. Quindi questo è tutto quello che ho da dire, ok? Che io mi ringrazio che siete venuti in live di ieri sera e stasera non siete venuti, però domani la faremo. Quindi questo è perché da domani sera si pensa anche quello di sabato, ok? Contro la Lazio, mi raccomando, perché ora ci aspetta anche una Lazio perché Sarri ha le sue idee. Quindi questo è perché Cancellieri si è fatto male e quindi non giocherà esatta la partita anche di Lazio Juve. Quindi va bene così, ok? Quindi un abbraccio e una buona serata a tutti. Con l'iscrizione in questo canale e attivate tutte le notifiche per non perdere altri contenuti. Un like su in questa live, come sempre, se siete interessati a fare anche qualche like e mi raccomando, e commentate. Mi raccomando, è sempre fino alla fine, ok? Sempre comunque. E continueremo a notare sempre e solo Forza Juve.